Sulle prime colline di Castel San Pietro Terme, fiori, colori e anche profumi, perché siamo all'interno del peonieto della società agricola La Riniera. Il nome è suggestivo e dice tutto perché si chiama Peonia Mia, una storia di tradizione e di passione, ma anche una bella idea, abbastanza innovativa. E siamo con l'ideatrice, con noi c'è Lucia Romani Adani, e questo si inserisce anche in tutta la bella tradizione agricola, non solo sua personale, è agronomo e quindi ne sa davvero in questo campo, ma anche perché la famiglia Malaspina, da parte del marito, da sempre ha vissuto nel mondo della campagna. E però dalle coltivazioni andiamo ai fiori, una coltivazione molto particolare che tra l'altro da 10 anni vi sta dando sempre più successo. Siete riusciti a creare una realtà che non è un semplice vivaio, ma è molto di più. A dire la verità è nata proprio come un'azienda floricola, quindi di produzione di fiori recisi e non di piante, e solo successivamente abbiamo iniziato a produrre anche piante di peonia, sia erbacea che arbustiva, in vaso. Ma l'idea è stata quella di portare anche in Italia le peonie come fiore reciso, che tanta popolarità hanno nei paesi soprattutto del nord, la Francia, la Germania, l'Olanda ovviamente, ma anche per esempio la Russia e tutti i paesi dell'est. Da noi si era persa un po' questa tradizione della peonia come fiore reciso, che invece anticamente, diciamo fino sicuramente a prima della seconda guerra mondiale, era abbastanza diffusa, perché le contadine portavano sempre al mercato delle peonie recise da vendere come piccolo introito familiare, appunto dedicato all'economia femminile. Ecco, tra l'altro lei ha citato tantissime realtà anche geografiche, perché proprio l'abbiamo detto in apertura, la peonia va dal sottozero della Siberia fino ai caldi forti della California, perché è una pianta che, nonostante abbia questo fiore delicato e magico, è una pianta rustica, resistente. Prima cosa è una pianta perenne, quindi dura anche centinaia di anni, e spesso sento dire dalle persone che ci vengono a visitare che sì, ho una peonia che era di mia nonna, ma se ci fosse la nonna direbbe sì, ho una peonia che era di mia nonna, perché sono piante veramente antiche, anche quelle che ci sono nei giardini. È una pianta robustissima, resiliente, rustica e anche sostenibile, perché appunto non ha bisogno, sia in giardino sia in pieno campo, in coltivazione come facciamo noi, non ha bisogno di particolari concimazioni, coperture, acqua di irrigazione. Infatti uno dei motivi per cui io ho scelto questo genere di piante da coltivare è proprio perché questa azienda, quando io ho iniziato, era un'azienda biologica, quindi non si potevano fare assolutamente trattamenti, perché questa era la scelta della prozia di mio marito Giuliana Gardi, di volere una coltivazione biologica, e non c'era acqua di irrigazione. Poi successivamente abbiamo per fortuna fatto un pozzo e trovato della buonissima acqua, che è la stessa delle terme, per cui le peonie fanno, diciamo, le cure delle acque, hanno la Beauty Farm, che però noi usiamo solo come irrigazione di soccorso, solo per fare dei fiori belli, perché la pianta comunque fiorisce e non muore anche se non viene bagnata. Ecco, in questo momento sono in piena fioritura le erbacee, il colpo d'occhio è meraviglioso. Abbiamo raccontato in un'altra occasione un po' le arbustive, parleremo anche un po' degli ibridi, però qui le varietà sono tantissime, migliaia. Il fiore della peonia in tutto l'areale geografico nel quale è selvatica, è un areale che è solo nell'emisfero settentrionale e va dalle Baleari fino alle coste nordamericane del Pacifico. In tutto questo areale ci sono tante specie di peonia diverse, il genere è peonia, però le specie sono diverse, e il fiore è generalmente più o meno ancora più semplice di questo tipo di fiore qui. C'è un centro che ha gli organi dell'apparato riproduttivo, quindi stami e pistilli, e una corolla di petali che vanno di solito dal bianco al rosa al rosso, porpora,
costituita da 5-7 petali, però da migliaia di anni in Cina, ma anche da migliaia di anni in Europa, viene fatta una selezione delle varietà che casualmente in natura o scientemente da parte di bredatori, di varietà che abbiano particolari caratteristiche sia di forma di fiore che di colore. In particolare questa che guardavamo è una varietà che a me piace moltissimo, che si chiama Kelway's Glorious, e la sua particolarità è di questo fiore bianco pieno ed è profumatissima. Questo per esempio è un colore rosso rubino scuro, fra i più scuri che abbiamo tra le peonie erbacee, e a me piace molto, soprattutto abbinato con appunto i rosa o i rosa chiaro, i bianchi, perché nelle composizioni dei mazzi multicolori è anche importante avere delle varietà che si distinguono, certo, per particolarità di colore. Infatti voi realizzate dei mazzi bellissimi proprio, e tra l'altro vedo laggiù che ci sono delle peonie gialle, che è uno dei colori forse meno usuale. Sì, il colore giallo è un colore abbastanza poco diffuso nel genere peonia e appartiene soprattutto alle peonie arbustive, legnose o suffrutticose che dir si voglia, e difatti è spesso rappresentato o appunto nelle arbustive oppure nei cosiddetti ibridi intersezionali, che sono degli ibridi che non esistono in natura ma sono stati creati per la prima volta da un signore giapponese che si chiamava Toichi Ito, che ha incrociato quindi una peonia arbustiva gialla con una peonia erbacea rosa e ha ottenuto alcuni ibridi che però non ha visto fioriti perché è morto prima, e questi ibridi nel corso della Seconda Guerra Mondiale sono stati notati da un soldato americano che stava in Giappone, che si chiamava Smirnov, che li ha acquistati e ha cominciato a riprodurli e a venderli in America. E in questi ibridi di Ito ci sono le colorazioni gialle forse più belle, anzi Barcella è forse la gialla più famosa ed è bellissima, non tanto come fiore reciso perché i fiori di questi ibridi intersezionali tengono poco in vaso, viceversa è molto bella da giardino. Infatti i fiori recisi si producono soltanto e principalmente con le peonie erbacee, perché i fiori delle peonie arbustive non hanno una durata in vaso abbastanza lunga da poter rendere economico il fatto di tagliarli e di venderli o comunque di tenerli in casa. Inoltre, se tagliamo tutti i fiori delle peonie arbustive, o quasi tutti, l'anno dopo la peonia arbustiva non rifiorisce perché fiorisce sul legno vecchio, e qualche frutticoltore mi capirà questa cosa. Invece le peonie erbacee possono essere raccolte, diciamo, quindi si può raccogliere fino a una metà dei fiori che hanno prodotto quell'anno. Questa è una varietà anche molto bella, molto spesso la gente preferisce le varietà doppie. In realtà l'American Peony Society dà ogni anno 2 premi generalmente, uno per il fiore più bello e spesso quindi è un fiore doppio, grande e pieno, e uno per la migliore varietà dal punto di vista del giardinaggio, e spesso questo premio, l'Howard Landscape Garden Gold Medal, è dato a delle piante che hanno fiori semplici, perché il loro aspetto in fioritura in giardino è spettacolare in quanto che non piegano mai la testa. Quindi... Ecco, dove vanno a finire le vostre peonie? Avete un sacco di open day, giornate aperte, un sacco di visite, tra l'altro qui uno viene e si innamora veramente della natura, delle colline oltre che dei fiori, e poi naturalmente lei stessa si mette all'opera e qualcosa è nato insomma dalle mani di Lucia. Sì, cioè si sono messe nel mio caso all'opera le api veramente, perché io raccolgo i fiori, cioè i semi dei fiori impollinati dalle api, non sono un ibridatore scientifico diciamo, però raccolgo quasi sempre i semi e quindi faccio delle piante da seme che sono forse l'emozione più grande, cioè quando dopo 6 o 7 anni inizia la fioritura di queste piante da seme io sono sempre curiosissima e felice,
Poi il problema è che il 90% di queste piante da seme non sono particolarmente interessanti e quindi io poi mi riempio di piante che non sono particolarmente interessanti, ma non sono neanche abbastanza brutte da dire le butto via, avendole coltivate per 6 o 7 anni, e quindi alla fine avrò un campo pieno di varietà che non hanno un nome, però invece comunque negli anni ho selezionato qualche bella varietà che mi piace e che quindi ho cominciato a riprodurre e a vendere, soprattutto nelle arbustive, anche perché il periodo delle arbustive mi consente di avere sempre più tempo, perché quando inizia invece la raccolta dei fiori siamo sempre travolti ogni anno dalla maggiore produzione che ci trova regolarmente impreparati. Allora Lucia, io le faccio tantissimi auguri, adesso noi continuiamo ad andare a odorare un po' le peonie, e però invece noi ci rivediamo puntuali tra 7 giorni, sempre qui con altri servizi legati come sempre al mondo della campagna, della terra, dell'agricoltura, dell'agroalimentare. In collaborazione con